di tutti i nostri cittadini, il comandante del Vigili del Fuoco. Migliaia di persone, soccorritori, familiari superstiti, autorità, forze dell'ordine, rappresentanti di comuni, di province e di regioni dello Stato hanno sfilato a Longarone, nel Bellunese, per il grande raduno degli Angeli del Vajont. I soccorritori che 50 anni fa furono impegnati per mesi a ritrovare corpi, a seppellirli, a tirar via dal fango del Vajont pezzi di vita. Più di 5.000 le persone che hanno sfilato in corteo per le strade del paese, dal centro fino al Palasport, dove si è celebrata poi la messa e dove si sono tenuti i discorsi ufficiali del ministro Orlando, del capo della protezione civile Gabrielli, del sindaco di Longarone Padrin, della presidente della regione Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani e del presidente del Veneto Luca Zaia. Noi abbiamo un esercito della salvezza dei veri e propri angeli che sono i ragazzi, le donne e le ragazze della protezione civile. Vorrei ricordare che una persona ogni 7 in Veneto fa volontariato e penso che questo sia uno dei più grandi valori della comunità del Veneto. La manifestazione è quindi proseguita per tutto il pomeriggio con la consegna degli attestati ai soccorritori da parte dei sindaci dei 4 comuni del Vajont. Perché le cicatrici della tragedia sono rimaste impresse e palpabili nel cuore.